Questo progetto di legge è un progetto che stimola la Regione ad adottare nuove politiche sui rifiuti, su tutti i rifiuti che produciamo, sulle tonnellate di rifiuti che produciamo, soprattutto di plastica. Mi riferisco ad esempio all'utilizzo delle bottiglie di plastica per l'acqua. Siamo il paese dell'Unione Europea che ne fa un maggior uso. Si parla di 172 litri anno pro capite, con milioni di bottiglie di plastica che naturalmente dopo devono essere smaltite e che costano alle amministrazioni pubbliche e quindi costano anche ai cittadini. Bisogna incentivare anche la distribuzione dei materiali alla spina, ad esempio un esempio potrebbe essere la distribuzione del latte alla spina che, se capillare, porterebbe gli utenti a utilizzare più latte senza i cartoni, quindi senza imballaggi. Oppure anche le politiche relative a tutti gli imballaggi, quindi cercare di disincentivare, soprattutto negli uffici pubblici, negli uffici della Regione, l'utilizzo di questi materiali, di questi beni che poi comportano la creazione di montagne e montagne di rifiuti. Rifiuti che comportano un dispendio di energia importantissimo e che quindi comportano anche un inquinamento ambientale e anche un'emissione dei gas climalteranti, cioè quei gas che contribuiscono ai cambiamenti climatici. Quindi una serie di politiche che vanno appunto dal riciclo dei rifiuti, dalla produzione di minor rifiuto, dal disincentivo di produrre e vendere rifiuti alla raccolta differenziata, che riduce appunto questo impatto ambientale molto importante, facendo risparmiare il cittadino, ad esempio anche attraverso l'utilizzo di pannoloni che adesso sono veramente molto efficienti, efficaci e di facile anche pulitura per i bambini, con un risparmio anche importante in termini economico per i cittadini e una migliore qualità della vita, perché quando si va a diminuire l'inquinamento e si va a diminuire la bolletta, poi tutti stanno sicuramente molto meglio. E questo va anche nei confronti degli obiettivi europei per un uso efficiente delle risorse che prevede come obiettivo il 2050, dove appunto dobbiamo eliminare ogni spreco, perché ce lo chiede il pianeta, visti i dati anche molto molto preoccupanti relativi ai cambiamenti climatici che stanno accelerando come mai prima era stato previsto e preventivato. È un progetto di legge che arriva da un forum di associazioni che si sono ritrovate presso la sede dei Beati Costruttori di Pace più volte a Padova, dove appunto è stato istituito questo Forum Veneto Rifiuti Zero, che grazie a queste idee, a queste collaborazioni, a queste discussioni ha arredato una bozza di testo che con gli uffici abbiamo reso presentabile formalmente e che è stato sottoscritto da quasi metà dei consiglieri del Consiglio regionale e anche di maggioranza.